Amici all'ascolto di Telepace, ben trovati a questa nuova puntata di Missione Mondo. Ci troviamo negli studi di Telepace qui a Chiavari e siamo con un ospite importantissimo davvero, perché qui accanto a me abbiamo Monsignore Nestor, vescovo in Centrafrica, ma soprattutto presidente della Conferenza Episcopale del Centrafrica. Ben trovato. Merci. E accanto a lui abbiamo anche il padre Leopoldo, ben trovato. Grazie. Ci aiuterà anche per la traduzione, perché appunto Monsignore preferisce parlare direttamente in francese, nella sua lingua madre. E quindi vado direttamente a fargli la domanda, e la domanda appunto per non impoverire la sua presenza, la prima domanda è proprio che le chiedo di presentarsi. Dunque, Monseigneur, je vous demande tout de suite de vous présenter. Qui est Monseigneur Nestor? Monseigneur Nestor Désiré Nongo Aziabia. Il nome che avete di Monsignor Nestor, presidente della Conferenza Episcopale in Centrafrica. Évêque de Bosangwa, président de la conférence épiscopale en Centrafrique. Vescovo di Bosonga, presidente della Conferenza Episcopale del Centrafrica. E dunque, appunto, anche se potete dire qualcosa un po' in più sul vostro itinerario, diciamo anche di fede, fino all'essere vescovo, qual è stato il vostro cammino. Dunque, je voudrais demander justement quel a été votre itinéraire pour arriver jusqu'à votre comme évêque, donc avant, qu'est-ce que vous avez fait comme itinéraire? Je suis un prêtre de la Société des missions africaines. Sono un prete della Società delle Missioni Africane. En tant que missionnaire de la Société des missions africaines, j'ai fait ma formation de base philosophie à Bangui en Centrafrique. Come prete della Società delle Missioni Africane ho studiato filosofia a Bangui. Le noviciat au Bénin. Il noviziato au Bénin. Le stage pastoral au Nigeria. Lo stage pastorale in Nigeria. La théologie au Nigeria. La teologia in Nigeria. Et mes premières années de vie pastorale missionnaire au Nigeria aussi. E i primi anni di pastorale in Nigeria. Ensuite, je me suis retrouvé à Strasbourg pour des études. Dopo è stato inviato a Strasburgo per gli studi. À Strasbourg, j'ai participé à la vie de la province du district de Strasbourg. A Strasburgo ha partecipato alla vita della nostra provincia in Francia, a Strasburgo. Dans le conseil, ensuite comme responsable. È stato prima nel consiglio provinciale e poi responsabile del distretto. Par ailleurs, j'ai assumé des responsabilités pastorales en tant que curé d'une communauté de paroisse au sud de Strasbourg. È stato anche parroco in una parrocchia di Strasburgo. Et c'est en 2012 que j'ai été appelé par le pape Benoît XVI comme évêque du diocèse de Bosangwa en République centrafricaine. È nel 2012 che è stato chiamato da Papa Francesco come vescovo della diocesi di Bosonga. Un diocèse qui est vaste. Una diocesi che è vasta. 62 240 km². 62.000 km². Avec une population estimée à 700 000 habitants. Con una popolazione circa di 600.000 abitanti. De cette population, il y a environ 45% de catholiques. Sulla popolazione il 45% di cattolici. En ce moment, le diocèse compte 38 prêtres avec moi. La diocesi conta 38 preti. Et en termes de présence missionnaire, il y a
3 congrégations féminines qui exercent dans le diocèse. Come missionari ci sono 3 comunità femminili, Et un institut de vie apostolique una società di vita apostolica établi par la conférence épiscopale du Nigeria. che è stata stabilita, creata dalla diocesi, Établi par la conférence épiscopale du Nigeria. dalla conferenza episcopale della Nigeria. Donc le diocèse est divisé en 14 paroisses. La diocesi è divisa in 14 parrocchie, Un petit séminaire, c'è un piccolo seminario minore, un centre de formation catéchétique qui a été dévasté avec la dernière crise, un piccolo centro di formazione che è stato semidistrutto dagli ultimi avvenimenti, une radio diocésaine que nous avons réhabilitée après la crise, una radio che è stata rimessa in stato dopo la crisi, quelques institutions dans le domaine de la santé et de l'éducation. e qualche istituzione a livello della salute e dell'educazione. En bref, voici en chiffres le diocèse de Bossango. Ecco quindi un po' la diocesi di Bosonga. Grazie, grazie davvero di cuore perché questa visione così generale ci dà già tantissime informazioni per entrare appunto nel cuore proprio della realtà della vostra Chiesa. Ma intanto già prima volevo anche una presentazione anche dal punto di vista generale della situazione del Paese, perché quando quello che ci arriva dalle informazioni, dai telegiornali e tutto, cioè Centrafrica ci viene presentato come un paese che giustamente appunto ha conosciuto una situazione non tanto pacifica, non tanto tranquilla. Et donc, je voulais vous demander aussi de nous présenter la situation du pays en général, comment est la vie. Ecco, chiedo a Monsignore di presentarci anche il quadro generale del paese. La République centrafricaine est un pays vaste. La Repubblica Centrafricana è un paese vasto, 622 000 km², 22.000 km², avec une population très faible, entre 4,5 et 5 millions d'habitants. con una popolazione molto fragile tra i 4 milioni e mezzo e 5. C'est un pays qui a connu beaucoup d'instabilité, È un paese che ha conosciuto molta instabilità, de coups d'État, colpi di Stato, des mutineries, Delle rivolte. delle rivolte, scusate. et depuis 2012, le pays traverse une situation politico-militaire difficile. Dal 2012 sta attraversando una situazione politico-militare molto scabrosa, avec la présence des groupes armés qui tiennent le pays en otage. con la presenza di diversi gruppi militari che tengono il paese in ostaggio. On pourrait regarder cette crise, mais en allant un peu plus en profondeur, on pourrait dégager comme raison fondamentale 3. Possiamo ritenere tra le tante ragioni 3 ragioni principali di questa crisi. La première raison, c'est au niveau politique. La prima ragione è a livello politico, La deuxième raison, on la situerait au niveau géostratégique. la seconda a livello geostrategico Et la troisième raison, elle est essentiellement économique. La terza ragione è sostanzialmente economica. Au niveau politique, on pourrait parler de mécontentement de la population par rapport à la gestion du pays. A livello politico si può dire che ci sia una scontentezza generale per la gestione politica del paese. Certains ne se reconnaissent pas, se sentent exclus de la gestion du pays. Alcuni si sentono esclusi dalla gestione del paese. Il y a la corruption, C'è la corruzione, le népotisme. il nepotismo, Tout cela favorise un climat
de mécontentement et de révolte. E questo favorisce un clima di rivolta e di reazione. Au niveau géostratégique, la position de la Centrafrique au cœur de l'Afrique suscite certains intérêts de la part des grandes puissances. A livello geopolitico la situazione, la posizione del Centrafrica suscita l'interesse di molti paesi all'esterno. Présentement, il y a une certaine influence d'autres pays par rapport à la République centrafricaine. Tout cela contribue à cette crise que nous vivons. Ci sono molti interessi che vengono da altri paesi esterni che mirano al Centrafrica e quindi rende la situazione piuttosto instabile. On pourrait parler de l'influence du Tchad sur la situation en Centrafrique, on pourrait parler de l'influence de la France sur la situation en Centrafrique, on pourrait parler depuis quelque temps des relations, des conséquences plutôt des relations entre la Russie et la Centrafrique et la France sur la relation en Centrafrique. C'est un peu complexe. La situazione è abbastanza complessa, si potrebbe parlare dell'influenza del Chad sulla Centrafrica, dell'influenza della Francia sul Centrafrica, ma anche dell'influenza esistente tra la Russia e la Francia riguardo al Centrafrica. Au niveau économique, il faut remarquer, accepter que la République centrafricaine est un pays riche, doté de ressources naturelles. Bisogna dire che il Centrafrica è dotato di grandi ricchezze economiche. L'or, le diamant, l'oro, i diamanti, l'uranium, l'uranio, le pétrole. il petrolio. Et toutes ces ressources qui devraient profiter à la population centrafricaine constituent malheureusement le malheur de ce peuple. Tutte queste risorse che dovrebbero profittare alla ricchezza del paese invece diventano causa contraria di impoverimento per il Centrafrica. L'élite politique veut en profiter, les groupes armés rebelles veulent en profiter. La population est prise en otage dans tout ce système avec l'intérêt de certains pays étrangers. Donc c'est le peuple qui en souffre. Tutti vorrebbero profittare di questa situazione, sia il potere politico, sia i gruppi armati. Chi soffre di questa situazione è in realtà la gente, il popolo. C'est le contexte dans lequel est née la dernière crise militaro-politique de 2012 par laquelle le président de l'époque a été contraint à la démission. È un po' il contesto dal quale è nata l'ultima crisi in Centrafrica dopo il presidente, excusez-moi, François Bozizé a été contraint à la démission. Bozizé che è stato allontanato dal paese. Un nouveau régime a été mis en place sous la présidence de Michel Ndotodia. È stato messo al suo posto un altro presidente, Michel Ndotodia. Son incapacité à gérer le pays avec la crise, avec les groupes armés qui étaient infiltrés de beaucoup de mercenaires, a fait que la crise s'est véritablement dégénérée. La sua incapacità a gestire questi diversi gruppi militari ha fatto sì che la situazione è peggiorata sempre più. Ben, par la grâce de Dieu, on voit qu'il y a une certaine évolution. Ma grazie a Dio possiamo dire che c'è una certa evoluzione in positivo. La visite pastorale du pape a beaucoup contribué à apaiser la situation. La visita del Papa ha contribuito molto a pacificare gli animi. Plusieurs initiatives de paix ont été engagées. Molte iniziative di pace sono partite, hanno iniziato. Même si on regrette que
les termes de toutes ces initiatives ou bien accords signés n'étaient pas en faveur de la population? Anche se tutti questi trattati non erano sempre a favore della popolazione? Le tout dernier qui a été signé à Khartoum au Soudan L'ultimo che è stato segnato a Khartoum in Sudan est un accord équilibré possiamo dire che è un accordo equilibrato qui peut favoriser la sortie de la crise. che dovrebbe favorire l'uscita dalla crisi. Mais il faut encore que les acteurs, les groupes armés, le gouvernement, la communauté internationale mettent la bonne volonté, travaillent ensemble pour la sortie de la crise. Bisogna tuttavia che tutti gli attori in questione, sia il governo, sia i gruppi militari, come anche la comunità internazionale, collabori insieme verso un unico scopo. Depuis quelque temps, après la composition du nouveau gouvernement, on constate certaines contestations. Dopo la messa in azione del nuovo governo ci sono state ancora delle difficoltà. J'estime pour ma part que chacun mettra un peu du bon sens de la raison pour que, en privilégiant le dialogue, on puisse résoudre cette crise et en sortir définitivement. Questo domanda che da parte di tutti ci sia il contributo per andare verso un cammino di pace. Veramente anche qui devo ringraziare tantissimo perché ascoltando mi sono venuti in mente non soltanto dei chiarimenti sulla situazione, ma anche tantissime domande. E adesso comincio dall'ultima proprio, nel senso che appunto la situazione chiede un contributo di tutti. Ma in questo senso mi sembrava di capire che davvero la Chiesa gioca un ruolo del tutto particolare, molto importante. Quindi volevo chiedere a Sua Eccellenza appunto di dirci anche in grande linea, così specificatamente, come vede Monsignore appunto il ruolo della Chiesa, la sua importanza in questa evoluzione, che mi sembra tantissimo. Et donc, Excellence, je voulais vous demander, justement, vous disiez que chacun doit donner sa contribution, et surtout pour ce dialogue. Et là, je vous demande la participation de l'Église dans ce contexte. Il me semble que vraiment l'Église joue un rôle très important. Avec la crise, le pays est complètement entre les mains des groupes armés. Con la crisi il paese è in mano dei gruppi armati. En ce moment, on peut dire que 80% du pays échappe au contrôle de l'État. Si può dire che l'82% del paese sfugge al controllo di questi gruppi. Ces 80% du territoire national sont gérés, contrôlés par les groupes armés. Tutta questa parte del territorio del Centrafrica è controllato dai gruppi armati. Même si les préfets, les autorités administratives sont nommés, ils ne font que la figuration. Anche se ci sono delle amministrazioni che sono sul posto, fanno fatica a gestire la situazione. Les services de base tels que la santé, l'éducation, que l'État devait fournir à la population, il n'est pas en moyen de le faire. Soprattutto i servizi di base come la salute e l'educazione, in realtà l'amministrazione pubblica non riesce a rispondere e a dare il servizio necessario. C'est un engagement que l'Église a pris, l'Église supplée à l'État dans ces domaines-là. In questi due settori la Chiesa cerca di supplire alla mancanza dello Stato. L'appui humanitaire à travers la Caritas, l'Église assure à la population déplacée, à la population en souffrance. Con l'aiuto umanitario, soprattutto della Caritas, la Chiesa cerca di venire incontro a questi bisogni della gente.
Ce qui fait que la confiance que la population a dans l'Église amène les déplacés dans les institutions religieuses, à l'évêché, au séminaire, dans les couvents, dans les maisons de formation religieuse. Questa fiducia che la gente rivolge nei confronti della Chiesa porta spesso, soprattutto i rifugiati, alla ricerca di un posto sicuro nei seminari, nei conventi, nelle parrocchie, nei vescovadi. Un peu partout dans le pays, les diocèses, les paroisses, les couvents accueillent en masse les déplacés et pourvoient à leurs besoins. In generale, in tutte le diocesi e parrocchie accolgono i rifugiati che cercano un posto sicuro e si occupano di assicurare loro il cibo e il necessario per vivere. L'Église catholique s'engage à travers la médiation à ramener la paix et le vivre ensemble au sein de la population. La Chiesa è impegnata in prima linea nel lavorare insieme con la gente per la pace. La crise en Centrafrique est une crise inconnue du monde extérieur. Donc l'Église s'engage aussi à travers des plaidoyers en lien avec la plateforme des leaders religieux en Centrafrique à faire connaître cette situation au monde, à la communauté internazionale. La crisi del Centrafrica è pressoché sconosciuta al mondo e attraverso i suoi attori principali, la Chiesa Cattolica ma anche altre religioni, cercano di lavorare insieme per questo cammino. L'engagement de l'Église en faveur de la paix, en faveur de la promotion humaine, lui a aussi attiré beaucoup de soucis. Questo impegno verso la pace comporta anche molte preoccupazioni da parte della Chiesa. Les institutions de l'Église telles que les églises, les couvents, les presbytères, les centres de formation et autres ont été vandalisés. Le diverse istituzioni della Chiesa come parrocchie, centri di formazione, conventi, chiese, spesso sono stati distrutti o semidistrutti dalla guerra. Des agents pastoraux, prêtres religieux et religieuses ont été violentés. Nous comptons 8 morts parmi les prêtres depuis le début de la crise. Questa violenza che si è abbattuta sul paese si è abbattuta anche nei membri della Chiesa, si contano 8 preti morti durante questa crisi. Pour ma part, je dirais, c'est une manière d'intimider l'Église, ses agents pastoraux, à fermer leur bouche, à garder le silence pour que cette manière de faire, cette injustice continue. E questo è un modo per far paura alla Chiesa, intimidirla e impedirle di poter essere a fianco del popolo e sostenere il popolo. Mais porté par sa foi, l'Église s'engage auprès de la population en souffrance. C'est pourquoi nous avons choisi la proximité pastorale. La scelta della Chiesa è stata quella della prossimità, essere vicino alla gente per camminare insieme a loro. Nous sommes avec le peuple, nous souffrons avec le peuple, mais notre foi nous fait avancer. Noi siamo con la gente, insieme alla gente, e la fede ci aiuta a camminare in avanti. Bene, anche qui veramente non è una frase fatta, ma proprio perché mi nasce dal cuore. Io sento che devo ringraziare tanto perché così preciso, così chiaro non l'avevo mai sentito. Quindi davvero grazie Cerenza per tutto questo. Ritorno su un fatto. Diceva appunto che la crisi del Centrafrica è sconosciuta per tanti e a volte anche, anzi quando non è conosciuta male. Ecco, per cui è passato tante volte come se fosse anche una guerra interreligiosa tra le religioni musulmani e cattolici, ma quelli che abbiamo sentito non mi pare proprio. Ecco, anche su questo volevo chiedere una parola
Sua Eccellenza, proprio per chiedergli insieme a tutti voi che ci seguite, ecco, qual è l'influsso anche delle religioni, i musulmani, ma è vero o non è vero? È una guerra tra le religioni oppure no? Ecco, quindi, Excellence, Monseigneur, je voulais vous demander, des fois on dit, vous disiez que c'est la guerre, la crise est pratiquement inconnue de l'extérieur, mais des fois c'est aussi connu mal. C'est-à-dire, on pense que c'est une guerre entre les religieux, ou les musulmans contre les chrétiens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Tout à l'heure, j'ai commencé dans les 3 causes essentielles de la crise en parlant de la dimension politique. Ha cominciato dicendo delle 3 ragioni della crisi del Centrafrica, partendo dalla crisi politica. La dimension politique a été un échec. La dimensione politica è stata un fallimento. Parce que par un coup d'État, un régime a été porté au pouvoir, mais ce régime n'a pas su gérer le pouvoir. Attraverso un colpo di Stato un regime è stato messo in piedi, ma questo regime non è stato in grado di gestire il passaggio. Pour continuer à piller le pays, à profiter de la dimension économique de la crise, on a mis en avant une fausse guerre de religion entre musulmans et chrétiens. Per poter meglio sfruttare le ricchezze del paese è stato creato questo una falsa informazione, dicendo che è una guerra religiosa fra diverse religioni. À première vue, la composition des groupes armés pourrait donner raison à cette fausse impression. Da un punto di vista così iniziale si potrebbe dire che è giusto così. En effet, les groupes armés issus de l'alliance Seleka sont majoritairement musulmans. Il gruppo Seleka è in maggioranza musulmano. Et les groupes RJ ou bien anti-Balaka sont majoritairement chrétiens et animistes. Alors que le gruppo Balaka è in maggioranza cristiano e animista. Si on se focalise seulement sur la composition des groupes armés, on pourrait donner raison à cette fausse impression. Allora, se ci fermiamo sul fatto che i 2 gruppi siano composti da cristiani e musulmani, potremmo dire anche che sia una guerra di religione. Mais la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Ma la realtà è molto più complessa di questo. Parce que les groupes armés vivent aux dépens de la population, quelle que soit leur confession religieuse. Allora che i gruppi militari vivono alle spalle della gente, al di là delle loro confessioni religiose. Ils exploitent la population. E i profittano della popolazione. Et c'est ce que les leaders religieux, dans la plateforme et la conférence épiscopale, n'ont cessé de dénoncer. E i diversi leader religiosi non hanno mai cessato di sottolineare questa cosa, il fatto che non è giusto dire che sia una guerra di religione. La dimension religieuse n'est qu'une exploitation de la crise pour mieux continuer à jouir des ressources naturelles de l'économie. La dimensione religiosa è semplicemente un pretesto per continuare a sfruttare le ricchezze del Centrafrica, del paese. Donc nous disons non à cette instrumentalisation religieuse. È una strumentalizzazione religiosa. E poco fa, appunto, Sua Eccellenza diceva che l'ultimo accordo di pace, proprio anche perché vede anche le diverse confessioni religiose insieme e anche il governo, diceva che è più equilibrato, quindi promettente. Ecco, vorrei chiedere proprio, guardando più in avanti, quali sono i segni proprio di questa speranza che si respira anche attraverso quest'ultimo accordo di pace. E dunque, Excellence
France, Monseigneur, je voulais vous demander, tout à l'heure vous disiez que les derniers accords de paix qui ont été signés sont très, disons, équilibrés, aussi promettants. Donc, je voulais vous demander quels sont les signes d'espoir que vous voyez dans cet accord et en général. Les groupes armés dans les précédents accords ont cherché d'une manière ou d'une autre à se préserver de la justice, à obtenir l'impunité à travers des mesures d'amnistie. Ce sont des mesures qui ne sont pas en faveur des victimes. Allora, questi diversi gruppi militari hanno cercato di ottenere delle leggi per proteggere la giustizia, non la giustizia ma se stessi. Le dernier accord met l'accent sur la protection des victimes. Allora che l'ultimo accordo di Khartoum cerca di mettere l'accento sulla protezione delle vittime. L'amnistie n'est pas prévue. L'amnistia non è prevista. Et les mesures de pardon dépendront de la justice. Le iniziative di perdono saranno direttamente proporzionate alla giustizia, alla gestione della giustizia. Et on essaie de mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle. Si cerca di mettere sul piedi delle iniziative di giustizia specifiche. Et travailler pour le désarmement. E soprattutto lavorare per il disarmo. Donc, les mécanismes qui sont prévus dans l'accord, à mon sens, favorisent une sortie légitime de la crise. I meccanismi che sono stati messi in azione a questo trattato, secondo Monsignor, vanno nel senso positivo di questo conflitto. Et l'un des aspects, je dirais, positifs de cet accord, c'est que tous les protagonistes de la crise étaient présents. Le gouvernement, les groupes armés qui discutaient. Il y avait aussi la société civile avec les religieux qui étaient là comme des observateurs. L'aspetto positivo di questo trattato è soprattutto il fatto che tutti gli elementi erano presenti, anche la società civile come osservatore. L'accord est parfait, je dirais, mais la perfection de l'accord dépendra désormais de la volonté des différents acteurs à mettre cet accord-là en application. L'accordo si potrebbe dire che è perfetto, adesso il problema è che tutti gli attori ci mettano l'impegno previsto perché l'accordo vada a buon fine. Nous constatons quelques difficultés au départ, après la signature de cet accord par la mise en place du nouveau gouvernement. C'è qualche difficoltà iniziale per avviare questo programma di pace. Certains groupes armés ne se reconnaissent pas dans la constitution de ce gouvernement, tout comme une partie des opposants et la société civile. Alcuni gruppi non si riconoscono nel governo attuale e questo fa nascere qualche difficoltà. Le Premier ministre fait appel à la disposition, je pense l'article 34 du même accord, tout comme l'Union africaine fait appel à cette même disposition, article 34, pour que ça se passe, la résolution se passe par le dialogue. Sia il primo ministro del paese sia le altre forze anche esterne si appoggiano sull'articolo 34 del trattato per continuare e agire nel dialogo. Les mécontents font appel au président pour qu'il assume sa responsabilité en arbitre. Quelli gruppi che non sono contenti fanno appello al Presidente perché gestisca in modo corretto. Je pense que l'approche, quelles que soient les difficultés, l'approche est bonne. Et si nous privilégions le dialogue, on finira par résoudre cette crise.
Secondo Monsignore il metodo scelto dovrebbe essere quello migliore, se tutti seguono e si impegnano dovrebbe portare a un buon fine. Les difficultés sont réelles, mais les perspectives, quand on a la foi, l'espérance et quand on privilégie le dialogue, on trouvera toujours une solution. Le difficoltà non mancano, ma la fede e la speranza è sempre dentro il paese, le persone, e questo fa sperare bene. È proprio per questo che io volevo ringraziare tantissimo Sua Eccellenza, perché chiedevo appunto i segni di speranza, ma in realtà il più grande è proprio la sua presenza, perché l'espressività, il modo in cui la forza, il coraggio, proprio la speranza che si vede negli occhi e si sente nelle parole, questo penso che sia il segno più importante. Quindi davvero grazie per quello che ci ha trasmesso, ci ha detto, che veramente per me per primo è stato molto molto importante, perché è una chiarificazione su tantissime cose, ma soprattutto una testimonianza appunto di fede. Quindi il tempo scorre e passa velocemente, però non posso anche chiudere senza una piccola domanda così, ecco, perché la diocesi di Chiavari, anche di Genova e poi soprattutto attraverso i missionari, io vedo che si interessano tanto del Centrafrica, e quindi ecco, come vedete il sostegno che ricevete anche dall'esterno, dall'Europa, ma soprattutto dalle nostre diocesi. E quindi, Monseigneur, je voulais vous demander justement le soutien que vous recevez, comment vous voyez le soutien de la part de l'extérieur, mais surtout de cette partie de l'Italie, donc le diocèse de Chiavari, Genova, les missionnaires comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent vraiment autour de nous, et donc je pense que votre parole à propos, ça peut faire du bien. L'Église, en tant qu'Église, la première demande que nous faisons aux fidèles partout où nous nous trouvons, c'est de nous confier à leurs prières. La Chiesa, la prima cosa che chiede a tutti i fedeli è quella della preghiera. Nous sommes reconnaissants à la solidarité spirituelle dont nous avons bénéficié tout au long de cette crise. Il primo ringraziamento va a tutti i fedeli per il sostegno spirituale. Pour briser le silence autour de la crise en Centrafrique, la deuxième chose que nous demandons, c'est de faire connaître la situation de la crise en Centrafrique, d'en parler. Per rompere il silenzio su questa crisi, la prima cosa è quella di parlarne. Et nous comptons sur nos amis pour faire mieux connaître ce qui se passe en République centrafricaine. E in questo senso noi contiamo molto su tutti gli amici per far conoscere questa crisi. Les défis de la pastorale sociale dans l'Église en Centrafrique, ces défis sont énormes. Le sfide della crisi, della pastorale della Chiesa centrafricana sono enormi, grandi. J'avais évoqué tout à l'heure dans le domaine de l'éducation, il y a la formation professionnelle, il y a la formation technique, il y a la formation de base dans les écoles. Citando un aspetto importante, soprattutto la formazione tecnica, la formazione di base, la formazione della gente. Au niveau de la santé, il y a l'attention aux femmes, aux enfants, les soins de santé primaires. A livello della salute, soprattutto le donne, i bambini e i sostegni di base. La crise, c'est aussi la pauvreté. Comment accompagner économiquement les différentes couches de la population par des initiatives dans le microcrédit, par les initiatives de développement. La crisi è anche povertà, e quindi un modo per accompagnare questa crisi è attraverso iniziative di microcredito e altre iniziative che possono venire dall'esterno.
Au nom de l'Église catholique en Centrafrique, j'exprime toute ma reconnaissance à des amis qui nous ont accompagnés dans ces domaines-là. A nome di tutta la Chiesa Cattolica esprimo il mio grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato in questo tempo. Parlant plus spécifiquement de la Ligurie, il y a beaucoup de missionnaires qui sont partis d'ici en République centrafricaine. Parlando della Liguria ci sono stati diversi missionari che sono partiti e hanno dato la loro opera. Je ne voudrais pas en citer de peur d'en oublier. Non mi metto a citare persone in particolare, altrimenti rischierei di dimenticarne qualcuna. Il y a beaucoup d'associations, d'ONG implantées ici dans la région qui s'investissent dans notre pays. Ci sono diversi gruppi e ONG di qui che sono impegnati in un lavoro di accompagnamento e di sostegno in Centrafrica. Il y a beaucoup de volontaires qui sont partis d'ici pour donner de leur temps, donner de leur connaissance pour accompagner cette population en difficulté. Ci sono molti volontari che sono partiti da qui per andare laggiù e portare il loro sostegno e accompagnamento alla gente. Dans un contexte délétère au niveau mondial, international, ces associations, ces mouvements reçoivent de moins en moins d'aide pour leur donner les moyens de nous venir efficacement en aide. Sappiamo che a livello internazionale questi gruppi sono sempre meno sostenuti e ricevono sempre meno aiuti per sostenere noi in Centrafrica. Je serais reconnaissant à nos téléspectateurs, à ceux qui nous écoutent, qui sont de bonne volonté de par leur générosité à nous venir en aide en soutenant toutes ces associations, ces organizzazioni e ces bénévoles. È un grazie e allo stesso tempo un invito a tutti i telespettatori di sostenere tutti questi volontari, associazioni, ONG che operano in Centrafrica. Merci pour votre générosité. Grazie per la vostra generosità. Io sono sicuro che questo richiamo lo sentono perché appunto so che ci sono tanti che ci ascoltano e tanti impegnati in diverse attività appunto per il sostegno di tanti paesi, di tante situazioni, di cui appunto il Centrafrica. Quindi proprio chiudo ringraziando ancora una volta Sua Eccellenza Monsignore Nestor e poi il padre Leopoldo che perfettamente ha tradotto tutto. Quindi davvero grazie anche per questo servizio e grazie per la presenza e io vi do l'appuntamento alla prossima volta, a una prossima occasione, perché davvero il tema, la tematica è molto ricca e molto interessante. E a tutti voi che ci seguite a Telepace, in questo soprattutto a Missione Mondo, per oggi terminiamo qui e ci ritroviamo per la prossima puntata.